energie piene di adrenalina per la prossima battle. Lei è una 21enne che ha dovuto sconfiggere la timidezza e adesso è pronta a spaccare sul nostro ring. Sasha Susino. La sua sfidante si affiderà al graffio e alla spregiudicatezza. Fatevi sentire per Giorgia Pino. Che la battaglia abbia inizio. E ammazza il tempo bevendo caffè nero bollente. In questo nido scaldato ormai da un sole paziente. Ma tu che smetti alle 3, poi torni a casa da me. Tu che non senti più niente, mi avveleni la mente. Un filo azzurro di luce scappa dalle serrande e cerco invano qualcosa da inventare in mutande. Un'automobile passa e una mosca vola bassa, mi rozza, gira, gira, ma sbaglio la mira. Vorrei cercare qualche cosa da fare fuori e camminare senza orgoglio da serra da fuori. Ma io come Giuda so vendermi nuda, da sola sul letto mi abbraccio, mi cucco, malinconico digiuno senza nessuno. Io non ho bisogno di te, perché io non ho bisogno di te. Io non ho bisogno di te, perché io non ho bisogno delle tue mani, mi basto sola. E ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente. In questo nido scaldato ormai da un sole paziente che brucia dentro di me, che è forte come il caffè. Un pomeriggio così, oh no, non voglio star qui. E poi mi fermo per guardarmi un istante. Le sbagliature della vita sono tante. Un ballo in cucina e sono ancora bambina. Un pranzo da sposa e butterò giù qualcosa. Questa voglia che non passa mentre dentro bussa. Brave però! Brave, vi siete guardate con l'occhio della sfida. Oh, hanno cantato come se si stavano prendendo a schiaffi per lo stesso uomo. Bellissima sfida. Raffaella Carrà, cosa ne pensi di questa performance? Loro due leonesse con le unghie proprio fuori. Ho un'idea su chi sceglierei, però non voglio assolutamente influenzare Noemi. Brave tutte e due. C'era la sfida, che è molto importante ovviamente in una battaglia. Giusto. Brave la ragazze. sfida, la grinta. Vi chiedo di invertirvi e di stare dalla parte del vostro angolo, perché questo è sempre un ring. Ecco. Ecco qua. Soltanto una di loro vincerà la battaglia e sarai tu a deciderlo, Noemi, adesso. Devo dire che Sasha è stata molto brava, perché lei ha portato la canzone vicino a se stessa, avendo un timbro molto diverso. Nell'altro caso Giorgia, che è bravissima anche lei, delle volte è un po' tipo sono nel mio mondo, non mi disturbate, non vi guardo, tipo, infatti bravissima perché lo sguardo di stasera non era vitreo, c'è stato un bellissimo scambio fra voi due, io sono stata molto contenta di questo. Noemi, adesso devo chiederti però di scegliere chi è la vincitrice fra Sasha e Giorgia. Io penso che per come l'ho sentita stasera, io porterò con me Giorgia. Giorgia Pino è la vincitrice di questa battle, è stata veramente una grande sfida, ragazze. L'applauso del pubblico di The Voice, preparati perché ci vediamo ai knockout.